Lei ha abbandonato la politica, adesso fa altro. No, è la politica che ha abbandonato me. Ok, la politica ha abbandonato lei e non andiamo oltre. Però la politica è in crisi. Ora nascono i partiti sul web. Cosa ne pensa lei? È possibile questo? Dove sono i valori? Ma io credo che uno fra i problemi veri della politica sia la insufficiente riflessione sulle forme organizzative che la politica deve avere per poter funzionare. Ad esempio c'è tutto il sistema partito che viene messo, secondo me, con qualche faciloneria in discussione. Si assiste a partiti che non sono più partiti, sono indistintamente movimenti, sono corti, sono gruppi personali. Io credo che si debba ripensare la politica come strumento di partecipazione popolare democratica attraverso forme che non devono copiare i partiti ideologici del Novecento, ma devono trovare, assecondando la modernità, forme che consentono a tutti i cittadini di essere per davvero protagonisti, non telefonando a un talk show e insultando il politico in esposizione di turno. Diceva che questa cosa soffriva anche il PDL e soffre tuttora. Ma certamente il PDL e in generale il centrodestra soffre che i due partiti che lo animavano erano a ridondante presenza carismatica, sia il PDL propriamente detto sia la Lega Nord. In qualche misura, essendo entrata in una fase più difficile e in qualche modo conclusiva di un lungo percorso bello ed importante, la vicenda personale dei due leader, sembra che non vi sia stata la capacità di costruire la successione, non tanto in termini del nuovo leader succedáneo del primo, quanto, ripeto, il modo per non disperdere una cultura, un'identità, un'appartenenza, un'elaborazione che vanno al di là dei loro leader. Per il centrodestra questo è un problema molto grande. Per il centrosinistra, che ha sofferto invece di insufficiente leadership, sarebbe un guaio se la cultura organizzativa si disperdesse nella ossessiva ricerca del nuovo leader carismatico. Nel fenomeno Renzi si vede in qualche modo l'idea di una berluscanizzazione della proposta del PD. Stanno in qualche modo cercando un Berlusconi di sinistra anziché... È un ritorno anche alla DC? Ma guardi, la DC non si è mai in realtà dispersa, né poteva esserlo. È caduta traumaticamente, secondo qualcuno artificialmente, ma aveva imbibito di sé un'esperienza politica straordinariamente ricca che non poteva essere dispersa. Vedo tanta DC nella Lega, tanta DC nel PD, tanta DC nel PDL. Ho l'impressione che la democrastinità come condizione antropologica sia tutt'altro che scemata. Anche qui occhio all'ambiguità. È vero che non può essere cancellata con un atto giudiziario la grande esperienza della democrazia cristiana. Attenti però a non scivolare in un messaggio puramente nostalgico. Tutto ciò che è o è stato o assomiglia ad essere o ad essere stato democristiano è bello per definizione. Adesso sembra che la Prima Repubblica fosse in qualche modo bella come la Repubblica di Platone, che i dibattiti fossero all'altezza, come dire, dell'Atene del V secolo. Se è caduta qualche motivo ci sarà stato e bisogna trarne tesoro. Legge elettorale. Ma il dibattito sulla legge elettorale a me è sempre convinto poco. È vero che in Italia c'è una instabilità che il resto del mondo non conosce. Credo che la legge elettorale inglese sia antica quasi quanto la loro democrazia. La Quinta Repubblica francese ha un assetto anche in termini di legge elettorale molto stabile, non parliamo della Germania. Quindi ho l'impressione che sia molto isterico il dibattito italiano. Certo è che se il Porcellum ha dato così cattiva prova di sé, anche sul versante di garantire stabilità, tenerlo diventa un atto insopportabile di arroganza da parte della politica. Quindi io eviterei di mantenere il Porcellum al di là del giudizio tecnico sulla sua bontà o negatività, perché il farlo sembrerebbe uno schiaffone insopportabilmente arrogante ai danni dei cittadini e quindi potrebbe provocare una cesura democratica gravissima, un tentativo di non riformarlo. Attenti, perché è vero che è diventata una condensazione simbolica, ma se oggi un cittadino parli del Porcellum, il mantenimento lo sentirebbe come una occlusione della sua possibilità di rappresentazione democratica, un bel rischio. Crisi Italia, come uscirne? Lei ha una ricetta? Beh, le ricette non esiste, esiste il lavoro. Io credo che bisogna tornare ad alcuni fondamentali. Primo, la crisi è così profonda che non può essere governata con strumenti ordinari. Quindi non può essere sistemato il problema del debito con una ordinaria gestione della sua continuità, quindi va studiata una forma straordinaria di abbattimento del debito. Oggi è possibile perché negli ultimi 2 anni
da un debito ad alta presenza internazionale che lo rendeva poco gestibile, oggi è praticamente al 30% soltanto a presenza internazionale, quindi può essere ristrutturato anche in modo molto forte. E tornare alle politiche industriali, se qualcuno spera di fronte alla grande crisi dell'elettrodomestico o ad altri fenomeni che desertificano industrialmente le nostre comunità, di gestirle senza massicci interventi alla mano pubblica, ha sbagliato mondo. Quindi in qualche modo una politica obamiana di forte interventismo ci vuole. Io sono convinto che anche se i nomi spaventano perché evocano cose terribili, è tempo di rimettere in piedi IRI, EFIM, GEPI, la dico come battuta, ma nel senso di dire una politica industriale che attraverso i fondi strategici della Cassa Depositi e Prestiti guidino razionalmente alla ricostruzione di settori industriali che altrimenti corrono il rischio di essere cancellati non tanto dalla mappa economica ma anche poi dalla mappa dell'identità sociale del nostro Paese. L'ascesa di Renzi, lei la vede un pericolo o un'opportunità? I sondaggi dicono che vi è una forte capacità seduttiva. Forse e Berlusconi era seduttivo. Infatti, forse proprio per i suoi tratti berlusconiani di Renzi rispetto al nostro elettorato. Può essere utile se costringe in qualche modo anche il centrodestra a rimappare la sua proposta elettorale, dare più dinamismo, più intensità, più vivacità alle sue proposte progettuali. Quindi ben venga Renzi. L'unica cosa che in qualche modo non mi persuade di Renzi è che scavando con pazienza nella densità programmatica delle sue proposte, trovarne sino in fondo la consistenza non è semplicissimo. Tornerà in politica? Ma io, come dire, sto facendo una cosa molto politica, essendo stato nominato dal ministro Zanonato commissario straordinario di una grande azienda in crisi, avendo sempre inteso la politica come servizio, non vedo servizio migliore che quello di salvare un'azienda che dà lavoro a 2500 famiglie tra dipendenti diretti e indotto. Però in quel caso là lei in azienda può fare i tagli, non ha qualcuno che le dica di no, al di là dei sindacati che tentano. No, i sindacati collaborano perché nei momenti difficili riemerge la forza comunitaria. Io sono sempre in questa prospettiva di servizio, pronto a qualunque chiamata possa consentirmi non di fare gli interessi miei che non ho mai fatto, ma di fare gli interessi delle comunità che mi onoro di servire, quindi sono a disposizione.